Con una prova individuale sabato 25 maggio ed una staffetta ragazzo-ragazza domenica 26, il Comitato regionale della FISO, in collaborazione con la società Laguna Nord Venezia, ha organizzato a Caorle una 2 giorni di orienteering giovanile coinvolgendo atleti provenienti da 5 province venete, fra i 12 ed i 18 anni, suddivisi per rappresentativa. Il tutto è stato inserito all'interno dei Giochi del Veneto, organizzati dal CONI, istituzione nella quale in Veneto l'orienteering ricopre un ruolo importante. Una pagina importante qui alla terza edizione dei Giochi del Veneto, un'avventura iniziata già nel 2009 e che quest'anno trova il coronamento sia con il CONI e col Comitato Veneto, sia con la nostra federazione che sin dalla prima edizione è stata ben vicina e partecipi a questa iniziativa. Abbiamo portato tanti ragazzi a competere fra di loro e a fare festa, una vera festa dello sport in una splendida cornice come quella di Caorle, dove abbiamo realizzato un nuovo impianto sportivo che permette la pratica dell'orienteering anche nelle più belle località turistiche del Veneto. A Caorle, al termine della 2 giorni, è stata l'esperta rappresentativa di Belluno a vincere, seguita a ruota dai padroni di casa di Venezia e da Treviso. Bel tracciato che ha proposto una prima parte suddivisa fra spiaggia e lungomare ed una seconda caratterizzata dagli spazi stretti del centro storico di Caorle. Il tutto fra la curiosità dei turisti di inizio stagione. Sono partito bene nella prima e nella seconda e nella terza, mentre nella quarta e nella quinta ho perso 4 e 3 minuti, quindi ci ho messo fin troppo. Sono partito abbastanza forte, appunto ho detto non è molto lunga, quindi do tutto subito e come va. È andata abbastanza bene, in teoria credo di essere arrivato secondo, e anche se ho sbagliato abbastanza, è andata bene, dai, mi sono divertito tanto. Cartina molto bella, molto accurata, non ho avuto tanti problemi. Gara non era particolarmente lunga, era una sprint diciamo, quindi mi sono cavata abbastanza bene. Intanto sono seconda, quindi sono contenta perché io non è che vinco sempre. E il mare mi piace, sì, io diciamo preferisco il mare che la montagna e devo dire che sì, il percorso era anche semplice, quindi non troppo complicato. Ogni location è buona per l'orienteering, il bosco è l'habitat naturale per eccellenza ed in effetti molte società di orientamento hanno sede proprio in montagna. Il contesto marino ha perciò costituito una piacevole novità per i giovani atleti veneti. Già il mare, che io sono di montagna, allora il mare è una cosa un po' strana, però è stato bello anche il paesaggio, tutto colorato, qua non capivo molto bene, poi sì, anche il clima, tanta gente dappertutto, non sono molto abituato anche io. Comunque è andata bene, sì, mi sono divertito. Mi è piaciuto perché siamo anche vicino al mare, quindi bello. A me è piaciuto soprattutto il tratto in cui c'era il tratto proprio sulla spiaggia, bello, e non mi è piaciuto molto il tratto in cui erano piene di stradine, un po' difficile trovare la lanterna. Per il resto tutto a posto. A me è piaciuto molto la spiaggia, i punti, sì, come erano messi, e non mi è tanto piaciuto niente perché mi è piaciuto tutto a me. Abbiamo capito che i risultati sono importanti, che si gareggia per concludere al meglio la gara, ma che per questi giovani atleti la sfida alla cartina offre prima di tutto soddisfazione e sano divertimento. Lo ha capito la locale società dell'orienteering Laguna Nord Venezia, che fondata 6 anni fa conta già 30 iscritti ed opera in tutto il litorale fra Cavallino Treporti e Caorle. Caorle come centro storico merita uno sport del genere. I ragazzi si sono secondo me oggi divertiti e è il luogo ideale, appunto si diceva centro storico, la spiaggia, sicuramente l'ideale come tutto il litorale veneto. Noi siamo insegnanti, per cui lavoriamo soprattutto nelle scuole e cerchiamo di diffondere questo sport e diffonderlo nel territorio. E proprio dal mondo dell'istruzione parte la pratica dell'orienteering. Qui la componente atletica è importante, ma primariamente quella logico-mentale. Alla scuola media Pascoli di Noale viene proposto l'orientamento da più di 20 anni. Dal punto di vista didattico rappresenta una sintesi perfetta tra l'interazione con l'ambiente, l'acquisizione di un'autonomia personale, perché è un grande organizzatore del pensiero, cioè l'attività va progettata, va pensata da parte del ragazzino in termini di procedure. Ecco.
e quindi anche sul piano cognitivo dà un grandissimo apporto. Mia mamma faceva l'insegnante di ginnastica e delle volte faceva provare ai ragazzi a scuola, allora mi ispirava, sono venuta a fare le gare. In città vado abbastanza bene, insomma, e invece in bosco un po' di meno. Ho cominciato perché vedevo che era una disciplina, diciamo, che si stava diffondendo e la trovavo molto interessante. Poi vedo mio fratello che la faceva, la praticava, allora ho trovato simpatico iniziare a farla anch'io. Mi piace il fatto che sì, ti giri nei boschi, anche nelle città, quindi devi saperti orientare, capire dove girare e tutto, quindi è un lavoro di testa e anche di gambe, visto che la corsa si forma e intanto si allena anche la mente e allora è divertente, è bello, mi piace. In un fine settimana avaro dal punto di vista meteorologico per una località balneare come Caorle ci ha pensato l'orienteering, come spesso succede, a fare turismo. Centinaia le famiglie coinvolte che sono scese nel litorale a seguire le gare dei figli. Penso che sia una disciplina anche molto completa in cui questi ragazzi non solo diciamo così adoperano un'abilità motoria, ma anche un'abilità diciamo così che fa lavorare il cervello, perché riuscire ad orientarsi in una zona nuova, in un contesto che non hai mai visto, non è poi così semplice per un adulto e ancor meno per un ragazzo giovane. Siamo venuti, a dir la verità, anche numerosi qui perché siamo entusiasti di questa gara. È il primo anno che i nostri figli partecipano, ma con buoni risultati, e quindi siamo molto soddisfatti. Lo sport d'orientamento è suddiviso in 4 discipline, una delle quali è il trail-o. È una peculiarità della FISO il riuscire a far gareggiare nella medesima competizione disabili e non. Si tratta di orientamento di precisione, in cui lungo un breve sentiero vengono posti alcuni punti di osservazione. È necessario rispondere ai quesiti posti individuando la lanterna segnata in cartina, e a Caorle i giovani orientisti si sono messi alla prova. Voi percorrete questo sentiero e trovate dei punti di osservazione come questo, come l'orienteering di CO, di mountain bike e di scio. L'essenziale in questa attività è la lettura della cartina. La lettura che deve avvenire però con una precisione superiore, e infatti l'altro nome del trail-o è orienteering di precisione. Lo trovo particolare perché devi usare soltanto la testa e non devi usare le gambe, quindi è appunto uno sport creato per disabili e sì, è impressionante anche perché non è molto facile capire se è questa o quella la giusta, allora bisogna sapersi concentrare e allenarsi soprattutto. Molto particolare, io l'avevo già fatto a scuola, quindi mi è piaciuto rifarlo e trovo che sia un'opportunità per tutti, anche per i disabili, insomma, di praticare sport.